voltaggio fantastico finché... Per fortuna ci ha rivelato Medical Group. Il commento veloce è che chiaro, mi spiace in primis per la convinzione di pubblico che c'era anche stasera, che ci ha sostenuto al meglio, e noi progressivamente, purtroppo nel secondo tempo, siamo progressivamente calati a fronte della fisicità che loro hanno messo in campo in maniera un po' più esuberante, un pochino più aggressiva sia offensivamente che difensivamente. Questo ci ha fatto perdere un po' di lucidità, mettersi un pochino meno nella palla, le percentuali di tiro sono state basse, e insomma quindi a fronte di Booker che stava giocando una buona partita, che è riuscito anzitempo dal gioco, insomma dovevamo riuscire nei momenti, come dire, di turning points che ci sono, dovevamo un attimino essere più consistenti, invece abbiamo subito qualche momento un po' di troppo, e quindi purtroppo insomma, il risultato non c'è stato, per l'ennesima volta non c'è stato fuori. L'ultimo quarto Spagna praticamente ha abbassato il quintetto tra i piccoli e ha scelto di giocare con due lunghi perimetrali. Tu sui lunghi lo hai seguito, ma non hai pensato di cambiare qualcosina, ad esempio con Polycap, che poteva evitare sensi? Allora, queste domande qua vedi, che sono un po' un filo capzioso, perché la pallacanestro ogni 10 secondi si può decidere una cosa giusta o sbagliata, poi il risultato qualche volta prima, qualche volta no, quindi come diceva John Wooden, nel momento che prendi quel tipo di decisioni, tu pensi che sia la cosa più giusta da fare. Avevamo sicuramente bisogno di essere garantiti al rimbalzo, per esempio, e poi dando tutte le spiegazioni è una cosa che a me non garba tanto, ma non credo che sia giusto che io debba fare. Io dico, chi perde chiaramente ha torto o ha sbagliato, non ha fatto, lo poteva fare, perché ma sì, ma sul se però, ma forse va, alzo le mani, ognuno pensi quello che vuole. Io penso che abbiamo dei ragazzi che quando vanno in campo potevano fare un pochettino meglio in alcune situazioni, e non credo che la differenza onestamente sia stata assolutamente quella che hai menzionato te, perché se Polycap o Camara non posso difendere su Sims, io devo adeguarmi sempre agli altri, per che motivo poi giusto che ognuno pensi come vuole. Io penso che la chiave della partita siano state altre, la chiave della partita nei numeri banali sono che abbiamo tirato 9 su 29 da 3 punti, che abbiamo fatto 5 assist nel secondo tempo e 11 nel primo, la segna che non abbiamo mosso abbastanza la palla, che loro sono entrati nell'area troppo nel secondo tempo, spazzandoci con la loro felicità importante di tackle in primis. Il resto mi sembra uno che Frank, dopo la scorsa partita hai chiesto qualcosa di più ai veterani, ai leader della squadra, hai avuto risposta? Ma sai, parzialmente sì, perché poi insomma, un po' di lucidità in più è richiesta, e Book deve stare più attento, perché purtroppo sta anche giocando bene, c'è uscito di partita, ed era sicuramente un fattore fino a quando è stato in campo. Young non può essere questo, perché è chiaro che abbiamo bisogno di risposte molto consistenti in campo, poi colpa sua, colpa mia, colpa dei compagni, colpa di qua, colpa di là, però qualcosa bisogna, come dire, darsi da fare, imboccarsi le maniche un po' di più. Per quanto riguarda invece la situazione generale, si poteva mettere in preventivo una partenza così, visto il calendario, visto la squadra nuova. Adesso l'importante, come abbiamo detto con Zanelli, è non deprimersi, ma... No, ma infatti adesso voglio dire, c'è lo scolamento della domenica sera perché hai perso l'ennesima partita, su 4 partite siamo andati comunque, insomma ce le siamo giocate abbastanza, perché abbiamo perso 5 punti, insomma, di 20 oggi, quindi è un peccato non riuscire a stringere un po' il risultato. Credo che queste partite a noi devono servire per, innanzitutto perché ovviamente per
cercare di muovere la classifica banalmente il prima possibile e anche per diventare adulti in campo velocemente, perché non possiamo fare degli errori dove noi sappiamo una squadra di under 17 in certi momenti e l'avversario con molto più scalcio se ne approfitta, quindi da tutta la fatica che è buttata lì, senza non entrare nei dettagli delle cose, ma della consistenza, della maturità in campo, soprattutto dal punto di vista difensivo, è richiesta sempre. Oggi l'ha fatto abbastanza bene, ma non abbastanza, perché chiaramente insomma, già fatto per 40 minuti, poi nell'ultimo quarto abbiamo fatto molto più fatica. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.